una dimensione lagunare in cui i confini tra acqua e terra non sono mai così netti, trova la sua collocazione ideale Forte Marghera. Costruito a più riprese da francesi e austriaci dopo la caduta della Serenissima e per quasi un anno fulcro della resistenza dei veneziani durante i moti del 1848. Forte Marghera, che oggi ospita numerosi locali e diversi eventi culturali, fa parte di una serie di fortificazioni che costituiscono il campo trincerato di Mestre. Sorge laddove fin dall'undicesimo secolo stava il borgo di Marghera, da Malghera o Margera, ovvero laddove stavano le acque, che fu spostato nel corso dell'Ottocento più a ovest proprio per costruire la fortezza. Il borgo di Margera era un importante punto di interscambio per merci e persone dirette a Venezia. Marin Sanudo, un diarista dei primi anni del Cinquecento, racconta come nel 1506 vi risiedettero a pochi giorni l'uno dall'altro l'arcivescovo principe elettore di Treviri, ambasciatore imperiale, e l'ambasciatore del re d'Ungheria. All'interno del forte vi è ancora ciò che rimane di un ponte costruito fra le case del borgo nel 1589 e inglobato in una struttura più tarda. Si è salvato dalla distruzione perché fu trasformato in una cavana, vi scorreva ovviamente un canale sotto, ovvero un ricovero per le barche, e riesce ancora oggi a farci immaginare quale doveva essere la struttura originaria del borgo.